Cari telespettatori, buona giornata, ben ritornati con noi, siamo in diretta e quindi potete anche voi intervenire, mandare i vostri messaggi eccetera, e poi lo saremo terminata questa trasmissione fino a questa sera alle 20:30, una non stop elettorale. Un po' vedremo quelli che sono i risultati che usciranno dalle elezioni amministrative e territoriali, in modo particolare dei comuni coinvolti, i comuni veneti coinvolti al voto, di Padova ancora di più, che è il comune più grosso a livello regionale, e naturalmente i risultati dell'europeo che ormai si sono definiti e profilati in modo chiaro, con esperti in studio che commenteranno poi insieme a noi i risultati che ci verranno dati dalle nostre sedi che verranno seguite dai nostri giornalisti. Quindi seguiteci, una non stop fino a questa sera. Ma intanto incominciamo questa prima tranche con la nostra consueta trasmissione di approfondimento, e questa volta abbiamo il piacere di avere con noi in studio Daniele Toniolo, ben arrivato qui con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i presidente di un GAL, vabbè, però in questa veste, lo dobbiamo precisare, è coordinatore generale dei GAL, dei 14 GAL del Veneto. Cosa sono questi GAL? Sono gruppi di azione locale, spiegheremo anche bene il loro ruolo, che cosa fanno, che senso hanno, perché tanti giustamente insomma, i non addetti al lavoro non capiscono bene, ma soprattutto parleremo anche di come poter far rendere al meglio le peculiarità del territorio regionale. Ci sono dei finanziamenti, adesso poi si parla di Europa, ma Europa vuol dire anche non solo dare, non solo ricevere limitazioni, input di un certo genere che sono anche pesanti, restrizioni di vario genere, ma cogliere anche delle opportunità. Queste opportunità sono anche, si coniugano anche, perché no, in termini economici, in progettualità che possono essere realizzate, che altrimenti potrebbero essere utopiche, e che danno delle ottime occasioni un po' a tutti nei vari ambiti. Parliamo dal settore agricolo a quello turistico, all'infrastrutturale, anche aziendale, commerciale, insomma ci sono vari settori che possono essere coinvolti in pieno e danno anche grosse occasioni ai giovani, quindi in un momento di grave crisi occupazionale possono essere delle opportunità straordinarie. Però, c'è sempre un però, bisogna che vengano in qualche modo instradate, che vengano colte, che la Regione le supporti. Allora voi avete fatto un momento di grande coordinamento con le categorie produttive, se non erro, anche con la Regione, con degli studiosi, una professoressa che purtroppo non può essere qui con noi, la professoressa Messina, che è esperta di studi europei, quindi per capire un po' dove si va a parare, e vediamo di capire che cosa sta succedendo, Presidente. Sì, allora. Io credo che dobbiamo partire, come sottolineava lei, dall'incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa, in cui abbiamo messo insieme i proprietari dei GAL, che i GAL sono dei gruppi di azione locale sotto forma di associazione, i cui proprietari soci sono enti pubblici ed enti e associazioni private. E abbiamo messo insieme in questo momento di riflessione per capire che cos'è successo nella programmazione 2007 e 2013 e per dare alcune indicazioni in prossimità dell'applicazione della riforma 2014-2020, i comuni rappresentati dall'Anci Veneto, le province rappresentate dall'Unione dei Province, anche se sono chiuse o comunque cambieranno la loro forma, l'Union Camere, quindi la casa di tutti quanti gli soggetti economici, e poi le categorie dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e dell'industria. È stato un punto importante per fare una verifica di ciò che è stato fatto. Allora, per ciò che è stato fatto mi sia consentito di dire solo alcuni numeri, ma che danno l'indicazione della diffusione che hanno avuto questi strumenti nel Veneto. Stiamo parlando di 14 gruppi di azione locale, 2 per provincia sostanzialmente, hanno coperto 378 comuni del nostro territorio veneto, evidentemente i comuni in cui la ruralità o comunque la presenza dell'agricoltura è ancora presente. Abbiamo coinvolto in una superficie del 71,50% del territorio, pari a 13.144 euro, e abbiamo interessato 1.722.000 abitanti. Abbiamo investito 100 milioni di contributi che hanno attivato una spesa di 180 milioni in 5 anni. Soldi che sono andati alle imprese agricole, soldi che sono andati alle aziende artigiane e trasformatrici dei prodotti dell'agricoltura, e che sono andati anche ad alcuni enti pubblici che hanno restaurato, valorizzato temi legati al territorio. Allora, sostanzialmente questi gruppi di azione locale hanno una grossa chance in sé per sé, però c'è stata la Regione che
che ha detto sono troppi Sì, e non è chiaro un po' il messaggio. Diciamo innanzitutto che oltre alla distribuzione di finanziamenti, i GAL del Veneto hanno lavorato per valorizzare un territorio, perché riteniamo che nel valorizzare il territorio bisogna valorizzarlo con tutte le peculiarità e le caratteristiche che il territorio contiene, quindi non solo gli aspetti ambientali, le produzioni agricole, le eccellenze enogastronomiche, i valori dal punto di vista culturale e artistico, ma una collaborazione fra ente pubblico ed ente privato, perché riteniamo che questo sia uno degli snodi e in questo senso noi abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati. Poi su ciò che riguarda il futuro, sul numero dei GAL, va ricordato che ne abbiamo costituiti 14 perché la comunità economica europea ci poneva dei limiti di abitanti, quindi non dovevamo superare i 150.000 abitanti, se no non si poteva costituire il GAL. Credo che nel proporre per il futuro la riduzione dei GAL sia una proposta che non solo viene dalla Regione Veneto, ma viene dai GAL stessi, perché per esempio, per fare un esempio ai telespettatori, in provincia di Padova abbiamo 2 GAL, uno della Bassa Padovana e uno dei Colli Ugani, che coinvolgono rispettivamente 30 comuni e 23 comuni, ma noi come GAL abbiamo pensato e valorizzato il territorio con Camere di Commercio, provincia, associazioni come un unicum territoriale che significa la Bassa Padovana, i Colli Ugani, quindi comprendendo le città murate e anche i bacini termali. E noi quindi non abbiamo problemi, mi consente il termine, di sedie o di posti nei consigli di amministrazione. L'avere un unico GAL, questo ci faciliterebbe anche a noi stessi nella programmazione territoriale. Ciò che ci divide da una valorizzazione, da un confronto con la Regione, che poi è anche il tema che ha sottolineato la professoressa Patrizia Messina dell'Università di Padova, che dirige un corso di studi europeo, è proprio il tema di valorizzare un territorio e di pensarlo in maniera integrata, cioè noi dobbiamo pensare non allo sviluppo dell'agricoltura, non all'innovazione, ma complessivamente tutto assieme. Per usare un termine della professoressa Messina che a me è piaciuto particolarmente forte, diceva che tutti dobbiamo pensare in maniera diversa, dobbiamo pensare proprio per le caratteristiche del Veneto non più un territorio solo rurale, ma un'integrazione del rurale e dell'urbano, e soprattutto dobbiamo superare quello che è il corporativismo associativo, ossia che le associazioni dell'agricoltura hanno come unico riferimento l'assessore regionale all'agricoltura, le associazioni del commercio hanno come unico riferimento l'assessore al commercio. Dovremmo pensarla in maniera un po' più integrale e molto più ampia. E in questo senso credo che Camera di Commercio, come si è impegnata a fare con il Presidente Ziglio a nome di Unioncamere, possa e debba anche esercitare un ruolo di coordinamento generale. Ecco, io le chiedo, questi sono poi dei concetti straordinari. Il problema di fondo relativo alla progettualità europea, ben lo sa Unioncamere, penso che lo conosca anche Ziglio, sono altri i dirigenti di Unioncamere, lo conoscete voi dei GAL e così via, e anche chi operativamente ambisce, è la burocrazia. La parola burocrazia è un mostro. La burocrazia vuol dire anche poter relazionarsi con più entità, diventa drammatico. La burocrazia è anche Europa, purtroppo, un'Europa dei burocrati che è ben presente a tutti quanti noi, invece che essere un'Europa semplice che presenta dei progetti molto semplici, appetibili, fattibili, di facile accesso un po' a tutti, pone anche a voi dei limiti, voi dovete mutuarli a chi vuole accedere a determinate cose, per cui alla fine anche le aziende, e Unioncamere lo riferisce spesso, non fruiscono di certi progetti perché non hanno le persone specializzate che li comprendano, li capiscano, li traducano, li possano attuare e possano presentare una progettualità. Cioè è devastante, veramente devastante questo. Questo è un primo passo secondo me per poi parlare tutto del resto, quindi il presupposto però va chiarito. Sì, io credo vada chiarito, però credo che debba essere chiarito complessivamente e aggiungendo che noi
veneti perché siamo nel Veneto, ma vale complessivamente anche per l'Italia, perché tra l'altro noi forse siamo anche un punto più avanzato e più elaborato di questo, non dobbiamo aggiungere burocrazia alla burocrazia. E vorrei fare un esempio molto semplice. Finora i GAL, i gruppi di azione locale, erano finanziati con un fondo FEASR, ma la sigla non dice niente, che era un fondo agricolo in cui intervenivano nel territorio rurale. Con questa programmazione c'è la possibilità di mettere nello sviluppo territoriale più fondi, il fondo agricolo, il fondo per lo sviluppo regionale e il fondo per la formazione. Stiamo riscontrando delle resistenze nella regione Veneto perché ognuno è geloso della propria fettina di territorio, di propria fettina di bilancio, e perché è complicato rispetto al passato rendicontare alcune azioni su un fondo, alcune su un altro, eccetera. Però il territorio non pensa separatamente, il territorio pensa come territorio, quindi dovremmo trovare quel meccanismo che ci permetta una programmazione territoriale complessiva e quindi integrazione dell'innovazione, dell'occupazione, della formazione, della valorizzazione delle eccellenze, perché l'imputazione delle spese o dei finanziamenti non deve frenare l'economia reale del Paese, perché sennò, come diceva lei, la burocrazia diventa essere protagonista e blocca lo sviluppo. Questo è un problema che va risolto, risolviamolo. Va risolto assolutamente, assolutamente, perché non possiamo porre degli ulteriori vincoli al territorio in un momento in cui sembra, ripeto sembra perché abbiamo solo timidi segnali, che ci possa essere la ripartenza. E quindi credo che noi dobbiamo liberare più risorse possibili, interloquire con chi vogliamo, e quello che noi sosteniamo dei GAL, non sosteniamo che ci devono essere questi presidenti, questi amministratori, questi gruppi di funzionari, ma sosteniamo la metodologia del GAL, che è una metodologia che importiamo dall'Europa da lunghi anni perché ha un'esperienza oltre ventennale, che significa mettere insieme il privato e il pubblico per realizzare in loco ciò che il territorio ha bisogno. Benissimo. Per il problema di accesso a questi progetti, che è un'altra dinamica, anche questa abbastanza complessa, perché alcuni, anche nel settore agricolo poi, lamentano che solo se hai l'aggancio giusto dentro l'associazione, insomma qualcuno che ti dà una mano, puoi accedere. Molti ne restano fuori, ma perché magari non ne vengono neanche a conoscenza. Non bisogna essere laureati, non bisognerebbe essere laureati. No, su questo è uno dei punti dolenti, perché credo che i GAL abbiano fatto molto bene, ma alcune cose forse potevano essere fatte meglio, soprattutto in sinergia con altri. Quella della comunicazione dei GAL, ma anche la comunicazione attraverso i soci dei GAL, che sono così diffusi nel territorio, perché ricordo sempre Camera di Commercio, Provincia, Comuni, associazioni, deve essere più capillare per poter dare la possibilità a tutti di conoscere prima e di accedere poi. Perché se andiamo a fare un'intervista troveremo tantissima gente che dice non ho potuto accedere perché non lo sapevo. Sì. E poi se interpelliamo quelli che hanno avuto accesso dicono magari poter avere altri finanziamenti perché è stato positivo. Quindi sicuramente il primo gap da superare è quello dell'informazione e della comunicazione. A me pare che la Camera di Commercio, anche se anche le Camere di Commercio sono nell'occhio del ciclone oggi in una politica di spend review, si stiano organizzando anche per essere di supporto alle imprese più complessivamente rispetto ai temi e alle possibilità da accedere a finanziamenti comunitari. Infatti questa è un'altra questione. Per esempio sembra che il Sud abbia molte più facilitazioni, più estese di accesso a questi progetti. Diciamo che ha altri finanziamenti rispetto ai nostri. Va anche detto che se poi andiamo a confrontare le performance di spesa, il Veneto ha performance di spesa molto elevate. E tra l'altro abbiamo anche integrazioni importanti, perché io vorrei ricordare, me lo consentirà a mo' di esempio, ma non è un esempio padovano, è un esempio dei GAL veneti,
che l'ultima tranche di finanziamenti molto consistenti sono stati investiti nella promozione del territorio, quindi sono stati coinvolte i consorzi di promozione turistica, perché investire nel territorio, valorizzare nel territorio e poi non farlo conoscere all'esterno sarebbe qualcosa che rimane solo noi. Noi vogliamo far conoscere complessivamente il territorio. Basti pensare che in provincia di Padova i due consorzi Gal Patavino e Gal Bassa Padovana, con il consorzio di promozione turistica di Padova e di delle Terme, abbiamo investito qualcosa come 1.400.000 euro, che significa mettere in moto quasi 2,6 milioni di finanziamenti, perché c'è la corrispondente parte di privato, che significa promuovere il nostro territorio. Promuovere il nostro territorio significa portare turisti, portare gruppi di persone e quindi creare economia reale. Ed è stato promosso? Sì, è stato, sta facendo, perché si sta chiudendo entro il 31 dicembre, sempre con l'Università di Padova, che abbiamo trovato un partner molto interessante, l'hanno trovato anche i consorzi di promozione turistica, stanno valorizzando questo. Perché per esempio la Bassa Padovana è un territorio dedicato al turismo lento, ma questo non significa che sia meno importante, anzi è collegato direttamente anche alle terme, perché ormai se noi dovessimo, non lo dico io, lo dicono i consorzi di promozione turistica eccetera, dare il servizio solo all'interno degli stabilimenti delle terme, forse perderemo con qualche altro centro termale in giro per l'Europa, ma se vendiamo le terme e il territorio, l'enogastronomia, noi riusciamo in qualche modo a valorizzare il tutto. Quindi questi progetti sono partiti? Insomma. Sì, questi progetti sono partiti. Ma sono rivolti a quale target? Cioè si va a beccare il turista straniero o anche Sono molteplici, sono legati al turista straniero, ma sono legati anche ai turisti italiani, perché ricordiamo sempre che noi, un'altra grande azione che abbiamo fatto come Gal Veneti, a differenza del passato, questo dimostra che abbiamo avuto anche maturità, che anziché fare della promozione dei territori o dei progetti di cooperazione con altri GAL delle altre regioni, nel passato succedeva che i GAL Veneti facevano un progetto di cooperazione con un GAL siciliano più che con un GAL finlandese, con un GAL spagnolo più che con un GAL della Sardegna, che molte volte dava l'impressione che fosse un promozione che non aveva fine. Oggi i GAL Veneti si sono messi assieme e tendono a valorizzare il nostro territorio. Uno degli appuntamenti che noi avremo molto importante prima della fine dell'anno, verso ottobre, sarà la Borsa del Turismo Rurale Veneto, in cui in maniera coordinata promuoveremo il nostro territorio, portando dei buyer e quindi valorizzando il nostro territorio, cose che nel passato non venivano, perché si tendeva a valorizzare o i Colli Euganei o una parte del Veronese, e che forse non diceva niente al turista che in qualche modo intercetta la nostra regione. Valorizzare il Veneto in tutti i suoi aspetti credo sia un aspetto importante. No, assolutamente, importantissimo. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con il nostro ospite.